Quarta corsa, il premio Tele 7 sono in 8 cavalli di 5-6 anni al via, anzi 7 cavalli di 5-6 anni al via perché è ritirato. Zingaro Rosso. All'1 Val Gardena Jet, Marco Minucci, 2 Zini Amou, Patrick Romano, 3 Zoe BS, Filippo Monti, 4 ZBB, Mauro Biasuzzi, 5 Vortice Leo Matteo Zaccherini, 6 Zac Spritz, Otello Zorzetti, in seconda fila col 7 Zibellino Matto, Jessica Pompa. Favorita al betting Zoe BS. Ha sgambato molto bene Val Gardena Jet, che è una delle alternative, insieme a Vortice Leo in primis, e poi ZB. Si va in partenza con la parte esterna dell'ala che si ritrae. Zini Amou schizza al comando mentre sbaglia Zoe BS. Numero 3, Zini Zoe Amou che BS difende la corda nei squalificato. confronti di Val Gardena Jet, seconda all'esterno ZBB. Poi Zibellino Matto, ancora Zac Spritz alla retroguardia, Vortice Leo. Prova a puntare in avanti ZBB dopo 200 metri passati in 15, con Zini Amou che controlla all'avanguardia. Seconda alla corda è Val Gardena Jet, all'esterno sempre ZBB e si trascina Zac Spritz, poi terza alla corda è Zibellino Matto alla retroguardia. C'è Vortice Leo, 37 per i primi 400 metri di corsa, con Zini Amou che se la fa ormai al comando nei confronti di Val Gardena Jet. Seconda alla corda, all'esterno ZBB, Zac Spritz in pariglia, Vortice Leo che va a fare la terza pariglia esterna dopo 600 metri passati in 46,9. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Zini Amou, a largo sempre ZBB. Lungo la corda Val Gardena Jet non cambia assolutamente nulla nello schema di corsa, un paletto in 15-1 davanti alle tribune, Zini Amou che è sempre battistrada e va a portarsi verso il chilometro con la mossa in terza ruota da parte di Vortice Leo che si prepara per avanzare al largo. 15,2 la curva di destra, 1,17,2 il chilometro iniziale. Zini Amou in vantaggio, ZBB all'esterno, prova a dare il parziale Vortice Leo, sempre marcato da Zac Spritz che si allarga in terza corsia mandando l'allievo di Matteo Zaccherini in quarta ruota. 14,6 la dritta di là, ZBB continua ad attaccare nei confronti di Zini Amou e tende a passare lungo l'arco dell'ultima curva. ZBB che è passato in vantaggio, deve vedersela con Val Gardena Jet che ha trovato l'aria per correre, poi ancora Zac Spritz e Vortice Leo in mezzo alla pista. 15,4 l'ultima curva in vantaggio, ZBB prova ad arrivare, Zac Spritz ancora Vortice Leo, ZBB in vantaggio a 100 metri ancora da correre, ma ZBB ha preso margine incolmabile. ZBB e Maurizio Biasuzzi che portano a casa il successo, mentre per il terzo posto finiscono in linea Zac Spritz e Zibellino Matto finito in open stretch. 32 la chiusa, 1,15,8 il ragguaglio cronometrico, il successo per ZBB. Maurizio Biasuzzi alla guida, Michele Raimo al training, i colori della scuderia Saikala Stable. Il secondo successo consecutivo per il figlio di Equinox B che gira a largo di una labile Zini Amou, passa a metà ultima curva e stacca in retta nei confronti di Vortice Leo, mentre per il terzo posto ci sarà fotografia tra Zibellino Matto e Zac Spritz, con l'impressione che l'allievo di Jessica Pompa abbia messo un nasino avanti. Il successo però è tutto per ZBB e Maurizio Biasuzzi.